Le malghe dell'altopiano dei 7 comuni si candidano a diventare patrimonio UNESCO. Parte ufficialmente il percorso per il riconoscimento dell'unicità del patrimonio malghivo più importante dell'arco alpino. Il primo passo è il finanziamento, da parte della Regione, del progetto presentato dall'Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 comuni, con quasi 20.000 euro. Fine anno sono stati stanziati circa 120.000 euro per finanziare 7 progetti di richiesta UNESCO e tra questi 7 progetti c'è anche il termine malga e quello che rappresenta la malga all'interno del nostro comprensorio regionale. Proprio il fatto che la richiesta sia partita dall'Unione Montana rappresenta un viatico positivo per il futuro del progetto. Una richiesta che è partita dall'Unione Montana dei 7 comuni, quindi tutti i sindaci si sono messi d'accordo e che la Regione ha deciso di sposare perché insomma basti pensare all'altopiano di Asiago, abbiamo 129 malghe, di queste la gran parte sono in mano pubblica e quindi insomma è un bene da valorizzare, da proteggere, da portare avanti perché sappiamo benissimo quanto è difficile lavorare in montagna ma soprattutto quanto è difficile mantenerla bella così com'è. La decisione della Regione scatena il giusto entusiasmo in altopiano, dove il progetto sta creando aspettative molto importanti per il territorio. È una proposta che porterà sicuramente grandissimo benessere per tutto il territorio. Entrare nell'elenco dei siti UNESCO non è per nulla scontato, sicuramente non sarà facile. I 7 comuni guardano uniti in direzione di un futuro che si presenta con molte sfide. Una Unione Montana che decisamente ha cambiato marcia, che sta portando avanti moltissimi progetti anche in campo turistico, in campo della gestione silvopastorale, con l'impegno a creare delle opportunità importanti anche nel campo delle aree interne, con l'impegno di seguire delle politiche utili per lo sviluppo economico e turistico del territorio nella gestione del PNNR e ovviamente i fondi di confine.